Eccoci con Andrea De Carlo, candidato consigliere regionale per il Movimento 5 Stelle. La prima domanda è cosa intende proporre, perché un cittadino dovrebbe votare lei alla regione? Ma innanzitutto per quanto riguarda il portoghese noi vogliamo ridare slancio a quest'area che nel corso degli ultimi anni ha perso appeal innanzitutto rispetto alle altre aree della Venezia, della provincia di Venezia, in particolare a San Donatese la situazione è peggiorata notevolmente, sia dal punto di vista, do qualche numero, Portogruaro ha circa il 16% di abitazioni vuote nel corso di questi anni e questo vale anche per l'intero portoguarese. A None Veneto siamo al 23%. Ciò cosa significa? Perdita di fiscalità da un certo punto di vista, i giovani se ne vanno, pertanto l'impoverimento totale dell'intera area. E qui ci sono grosse responsabilità secondo noi da parte della classe politica che ha gestito soprattutto Portogruaro nel corso di questi 10 anni, perché Portogruaro deve essere assolutamente il comune trainante dell'intero mandamento. Ok, allora situazione abitativa, uno dei problemi da affrontare. Sul sociale, sul lavoro, sulla sicurezza, questi argomenti qua che spesso vengono trattati, ma di soluzioni vere e proposte concrete il cittadino non ne vede molte. Allora, ritornando un po' a quello che dicevo prima, per quanto riguarda l'aspetto sociale abbiamo il problema degli anziani, stiamo parlando del 50% di anziani che vivono da soli o di over 75 e la situazione sta peggiorando, pertanto serve una programmazione immediata per affrontare il problema, perché qui proprio non si è, secondo noi non si è programmato nel corso degli anni e soprattutto non si sono colte le opportunità che potevano essere date dal PNRR proprio a riguardo. Il posto in RSA è difficile da trovare e in ogni caso dobbiamo invertire questa tendenza, altrimenti non ne usciamo. Se pensiamo il 50% di anziani over 75, tra qualche anno questi anziani avranno assolutamente bisogno di strutture a livello comunale, ma un comune da solo non è in grado di poter sopperire a queste problematiche, per cui dobbiamo riportare i giovani a vivere nelle case dove sono nati e non deve esserci la fuga come sta succedendo adesso. Per quanto riguarda la sicurezza, questo è chiaro che la sicurezza è in capo innanzitutto allo Stato, per cui deve esserci una forte presa di posizione da parte dei sindaci del territorio affinché vi siano il personale, un numero di personale adeguato per poter far fronte appunto a questa problematica che è diffusa un po', per carità, in tutta Italia, ma soprattutto nei centri maggiori. Vediamo quello che succede anche a Mestre, Venezia, ma questo vale anche per l'intero mandamento, insomma. Ultima domanda. Sui giornali abbiamo letto che tra Danilo e Stefani ci sono 36 punti di differenza. Vuol dire che voi partite sconfitti con il vostro candidato presidente? È fuori discussione che la sfida è difficile, ma noi non ci arrendiamo. Ecco, questo è il nostro. Che regione lascia Zaia? No, per noi ha lasciato una regione, come dicevo, impoverita. Stiamo parlando di addirittura il 36% di aziende a livello veneto, di piccole e medie aziende che sono in cerca di cedere l'attività o di addirittura chiudere. Pertanto questo è un problema, il ricco, chiamiamolo così, nord-est o la locomotiva di cui si parla da anni non è più questa. Ripeto,
ripeto, la situazione è molto molto difficile. Allora chiudiamo con un invito ad andare a votare, che insomma il non voto ha il suo peso. Il non voto ha sempre il suo peso, perché dire non vado a votare perché sono tutti uguali, già questo è un errore. Non è vero che sono tutti uguali, noi le idee ce le abbiamo, ad esempio per quanto concerne la sanità, è facile dire da parte di tutti sì, la sanità deve essere, risolviamo il problema delle liste d'attesa e dei servizi collegati chiaramente nell'ambito sanitario, dalle visite a tutto ciò che ne consegue, però se partiamo da questo ragionamento che la sanità privata occupa ormai all'incirca 2 miliardi su circa 12, questo è ciò che cuba il servizio sanitario regionale in termini di costi, su questi 2 miliardi c'è un utile del 20%, stiamo parlando di 400 milioni che potrebbero essere direttamente gestiti in capo alla regione con proprie strutture e pertanto aumentare i servizi. Perciò la sanità non è insomma quel paradiso che canta Zaia. Allora io direi che come argomenti chiave li abbiamo trattati, adesso sta tutto nelle mani dell'elettore. Grazie ad Andrea De Carlo. Grazie a lei.